La società ha avuto finanziato questo progetto che si chiama Spazi Civici di Comunità, che insieme ad altri 12 partner fra associazioni, società, enti, mira praticamente a istituire un presidio territoriale per i giovani dai 14 ai 34 anni. Tutte le attività previste, che sono sia sportive che extrasportive, saranno tutte gratuite. Il progetto dura 24 mesi, mira proprio a incentivare, oltre alla pratica sportiva, anche nei giovani la volontà di partecipazione, di cittadinanza attiva, di anche sviluppare i propri desideri sia in ambito sportivo che extrasportivo. Quindi non solo calcio, precisiamolo. No, assolutamente. Noi abbiamo in previsione 8 discipline sportive, che sono il calcio, il basket, il volley, tennis tavolo, la danza sportiva, la vela e il biliardo sportivo. Queste sono le 8 discipline sportive. Poi ci saranno attività anche culturali, ci saranno attività formative nel campo dell'ambiente, come dicevo, della cittadinanza attiva, e comunque è un presidio che vuole dare risposte ai giovani a 360 gradi, non solo sulle necessità, diciamo, di fare attività sportiva. Ecco, chi vuole saperne di più cosa deve fare, Stefano? Deve semplicemente deve compilare il modulo che può ritirare presso la nostra sede e consegnarlo, dopodiché deve scegliere quale attività vuole fare, che ripeto sono completamente gratuite. Voi siete partner come Istituto Leonardo di questa splendida iniziativa che si presenta stamani? Sì, il Leonardo ha aderito favorevolmente a questa iniziativa che ci è stata proposta dall'associazione sportiva dilettantistica Libertas 2000, perché comunque noi crediamo fortemente nei valori dello sport, che sono quelli dell'inclusione sociale, del fare gruppo nello sport, e naturalmente il liceo Leonardo entra anche perché come ben sapete è anche un liceo scientifico sportivo. I nostri ragazzi sono sempre distinti in tutte le manifestazioni sportive. Noi siamo i detentori della Fortitudo Cup, speriamo ora in questi giorni, lunedì si svolgerà la nuova edizione, speriamo di mantenere il titolo, ma ci siamo distinti anche a livello regionale nel pallavolo, nella corsa campestre, nel pallacanestro a 2, a 3, quindi dico, siamo sempre favorevoli a tutto quello che il valore dello sport ci... Il valore dello sport ci unisce, va bene. Siamo favorevoli? Siamo favorevoli a tutto quello che lo sport ci porta, cioè quindi a tutte le iniziative sportive che ci vengono date e ci vengono offerte nel territorio. Siamo qui ad Agrigento, una delle 13 società sportive che ha aderito a questo progetto in cui noi crediamo tantissimo. La Sicilia ha risposto in una maniera eccezionale all'iniziativa con 13 società finanziate, più di 1.200.000 euro da noi dato in 2 anni appunto nel territorio per questo progetto in cui crediamo e pensiamo che, diciamo, sviluppi appieno quelli che sono proprio i dettami e la missione per cui è stata creata questa società, che è appunto diciamo, quello che noi ci auguriamo nel tempo, che oltre comunque questi 2 anni finanziati da noi con questo progetto si creino dei poli aggregativi nei comuni che hanno aderito, che vadano comunque oltre i 2 anni finanziati da noi, e quindi si creino comunque dei poli che uniscono il settore sportivo al settore extrasportivo e che quindi riescono a aggregare giovani sia per sviluppare i loro talenti sportivi, ma sicuramente anche per diciamo, poter offrire momenti di aggregazione sia sociale, artistica e culturale. Ecco, fattivamente cosa si farà qui al Villaggio Peruzzo in questa splendida location sportiva? Questa splendida location sportiva che, diciamo, da quello che sto vedendo molto nuova, benissimo attrezzata, si faranno attività sportive
Quindi sicuramente per dare possibilità a chi magari non sta in condizioni non di diciamo così, vantaggio economico, di poter comunque fare attività sportiva agevolata o addirittura gratuita, sia di iniziare nuove attività sportive che magari prima non erano praticate, ma nello stesso tempo di permettere ai ragazzi di socializzare o comunque cimentarsi in attività anche extrasportive e che quindi vadano ad esprimere anche diciamo, la loro parte che sia più ludica ma anche artistica in alcuni casi.